quello lì, quel ragazzo lì, è il padre di suo figlio. Quello che sta parlando con l'altro posto. Esatto. Quindi scrive dall'Argentina e ha promesso che si fa vedere dalla telecamera se fanno gol eccetera il quadro anche, cerca di inquadrarlo. Ah, aspetta dove si mette, dove si mette? Sì, era lì. Ah, era lì? Sì, sì, ma suppongo che vada giù. Ah, bene. Cerca di con lo zoom indietro, di far... Sì, perché ha promesso che si fa vedere salute da casa. Ah, ok, va bene. Va bene.
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Palaregnani di Scandiano. Da Sandro Rainieri alla voce, Alessandra Tirelli alla telecamera, Fabio e Davide alla regia e Mauro, il nostro speaker, che sta fra poco dirà le formazioni per questo Centro Palmer Roller Hockey Scandiano Pico Mirandola, 15ª giornata, dicevamo, di un campionato che vede Mirandola ancora 0 punti. 0 punti per la verità sia in Coppa Italia che in campionato, quindi da un po' cerca il primo squillo. Squadra di Yuri Lacci non sarà facile qui al Palaregnani, da un roller scandiano che vorrà rifarsi della sconfitta di misura subita nel derby contro Correggio domenica scorsa, una partita che poteva finire con qualsiasi risultato, nessuno avrebbe tra virgolette rubato, a sorriso a Correggio che ha sfruttato meglio le occasioni e quindi ha imposto la seconda sconfitta stagionale per il Centro Palmer, che rimane comunque al terzo posto in una classifica che vede Breganza a 35, Correggio a 32, Scandiano a 22 con una partita in meno, Trissino e Montecchio 17, Bassano e Valdagno 16, Seregno e Modena 14, Modena con una partita in meno, Tiene 12, anche lì ha una partita in meno, e Mirandola, come dicevamo, a 0 punti. Un Scandiano Mirandola, vediamo i precedenti. All'andata Scandiano vince 5-0, precedenti in Coppa Italia, Corsara, Scandiano ancora, Mirandola 6-4 e in casa è stato regolato Mirandola per 6-0, quindi pronostici tutti a favore di Scandiano, ma come diceva prima in sede di presentazione del match Enrico Mariotti, non ci sono partite facili, soprattutto queste dove la squadra di casa è super favorita. Sono proprio queste le partite dove nascono delle insidie e quindi sarà necessario giocare con il giusto atteggiamento e lo si dovrà vedere fin da subito. Vediamo anche noi le formazioni in pista. Centro Palmer Roller Hockey Scandiano in tenuta classica rosso-blu, con il numero 1 Matteo Vecchi, il capitano, con il 5 Nicolo Busani, con il 6 Andrea Stefani, con il 7 Davide Deinita, con il 9 Alex Rocca, con il 10 Andrea Beato, col 29 Lollo Barbieri, con il 77 Santi Herrero, 55 per Riccardo Busani, 71 per Jacopo Raveggi, l'allenatore ovviamente Enrico Mariotti. Pico Mirandola con il 72 Luca Potenza, con il 4 Tommaso Giannotti, con il 7 Daniele Moschetti, con il 19 Simone Toselli, col 13 Alicia De Stefano, col 21 Andrea Santoro, col 44 Federico Paltrinieri, col 73 Gioele De Stefano, col 6 il capitano Vincenzo Siberiani, con il numero 1 l'altro portiere Federico Lupi, l'allenatore è l'ex di Scandiano anche Yuri Allacci. Arbitrerà l'incontro il signor Daniele Moretti, coadiuvato dal Andrea Davoli al tavolo. Squadre che si stanno schierando nelle rispettive postazioni. Mirandola in maglia bianca con una striscia sulla spalla blu, sta caricando la squadra di Yuri Lacci, e squadra invece scandianese, il Roller Hockey Scandiano, che attaccherà da sinistra verso destra di vostri teleschermi. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Sarà con noi anche Salvatore Fratello fra poco, ci raggiungerà un po' più tardi e mi farà compagnia durante questa telecronaca che, dicevamo, vede Scandiano favorita, e Scandiano ha bisogno di punti perché è in una posizione terzo posto. Ricordiamo che ci sono i playoff quest'anno a cui parteciperanno le prime 4 classificate. Siamo già nel ritorno, è la 15ª giornata, Scandiano ha 22 punti con una partita in meno, deve guardarsi un pochino le spalle. Trissino e Montecchio 17, Bassano e Valdagno 16 sono le principali indiziate a risalire. Alle 6, sempre alle 18, in questa 15ª giornata, un interessante Modena Seregno, poi stasera Trissino Breganze e Montecchio Valdagno, e Tiene Correggio, riposa Bassano. Tutto è pronto intanto per l'inizio della partita. Intanto abbiamo anche un'occhiata ai quintetti. Mirando con in porta Luca Potenza e gli esterni Siberiani, Paltrinieri, Gioele De Stefano e Daniele Moschetti, mentre Scandiano mette in porta Matteo Vecchi e gli esterni Barbieri, Beato, Rocca e Busani. Scandiano questo primo possesso, intanto la partita è cominciata da 30 secondi, Rocca sul lato destro, si ferma. C'è per Lollo Barbieri che da lontanissimo fa partire una sassata che finisce però fuori dalla portata di Luca Potenza, quindi a buon gioco Moschetti a prendere possesso della palla e organizzare di fatto la prima iniziativa mirandolese. Di prima Siberiani per De Stefano, che tenta il tiro dalla distanza, controllato da Vecchi per il suo primo intervento, poi più veloce ad arrivare Paltrinieri che manovra, controllato da Alex Rocca,
non ha spazio, quindi cede l'indietro per De Stefano. Attenzione al tiro da fuori di De Stefano, prende il pattino di Busani. Sarebbe stato rigore l'anno scorso, non lo è quest'anno perché si può toccare di pattino, quindi di gran caniera. Rocca va già dall'altra parte, finta il tiro. Rocca, autore dell'unico gol realizzato da Scandiano a Correggio, non è bastato essere passati in vantaggio dopo è stato sconfitto Scandiano da un Correggio. Vediamo Correggio Breganzi 35, Correggio 32, difficile che si muoveranno da questa posizione. Beato intanto recupera una palla vagante lasciata lì dalla difesa di Mirandola, nulla di fatto, ancora Lollo Barbieri dentro, a palombella per Busani, poi lo stesso Lollo Barbieri a recuperare palla, la riperde e a buon gioco Moschetti a venire fuori, ma il pressing di Busani complica le cose. Lollo Barbieri ancora dietro porta, attenzione, vede Beato, però lo sferre dal lato sbagliato per concludere, quindi Scandiano comunque mantiene il possesso sempre con il 10 e scarica per Rocca all'indietro per Busani e Barbieri che ha un po' di spazio, cerca di sfruttare, il tiro finisce fuori, forse poteva tendere per l'alta, così è, quindi finisce fuori questa conclusione del 29 in maglia rosso-blu dopo 2 minuti di gioco, sempre 0-0 il punteggio. Siberiani tenta il tiro, attento Vecchi che fa ripartire il contropiede con Busani a rimorchio, già Beato dall'altra parte sul lato destro, cerca di vincolarsi un po' del marcatura di De Stefano, ci riesce, poi si incespica, riesce comunque a tirare impreciso qua il 10 rosso-blu, poi ancora dalla distanza Lollo Barbieri per Rocca, Beato scambia con Barbieri, veloce la manovra di Scandiano, Beato cerca l'accompagnato in porta, attento Luca Potenza che devia, quindi palla rimarrà possesso per lo Scandiano con 45 secondi per andare al termine della conclusione. Busani per Rocca, ancora per Barbieri che arriva, sfrutta bene il taglio ma conclude forte, attenzione contropiede subito De Stefano, cerca di guadagnare l'ingresso all'area, poi serve una palla per Partinieri troppo sotto Vecchi, grossa occasione qua per Mirandola, poteva sfruttarlo un po' meglio qua la squadra del Fiore Relacci che richiama i suoi, che comunque ha iniziato bene questo incontro, difendendo bene e già facendosi vedere dalle parti dell'estremo difensore rosso-blu in un paio di occasioni pericolose. Ora Beato cade in area a Barbieri, nulla di fatto, qua un po' leggero Beato nel controllo, permette a Paltrinieri di ripartire, attenzione, triangolo con Siberiani quando la pista era già finita, poi si allunga troppo la pallina, poi un rimpallo favorisce Busani che cerca di portare avanti Scandiano, cose un po' confuse in questo match. Rocca, Barbieri, però per Beato, sul lato destro, cambia con il 29 Lollo Barbieri, ancora Beato, tiro in porta, davanti, con i difensori davanti, finisce fuori di poco, conclusione anche potente in questo caso, di Beato che ha iniziato bene questo match. Palla per Busani che non riesce a girarsi, cioè riesce a girarsi ma non riesce a concludere, quindi riparte ancora Mirandola per un ennesimo tentativo, Barbieri è più lungo di De Stefano, comunque manda la palla lontano dove ci sono giocatori solo in maglia bianca, Siberiani, capitano molto esperto, accreditato un po' in tutte le squadre modenesi. Moschetti chiama uno schema, poi mette la palla lunga per De Stefano. Mirandola dovrà un pochino tenere i ritmi di questa partita perché 50 minuti sono lunghi, è iniziato bene, però diciamo che è una partita molto lunga, Scandiano una panchina molto lunga, la squadra di Ialacci ha avuto grosse difficoltà anche di organico, un po' di uomini tra infortuni e cambiamenti di giocatori, quindi non una situazione facile, palla dentro di Beato molto bella, Barbieri non riesce a trovare la conclusione sotto porta, dall'altra parte contropiede, attenzione Paltrinieri che ha spazio, va davanti a Vecchi che respinge, ora contropiede in 2 contro 1 per Scandiano, Barbieri che ha spazio, va davanti a Potenza, poi non ci crede abbastanza, gancio un po' timido, conclusione finita fuori, bisognava un attimino crederci di più, ha lasciato un grosso spazio qua Mirandola, ha avuto una grossa occasione, non è riuscito a sfruttarlo, è stato bravo Vecchi, poi ha lasciato una prateria immensa per Scandiano con il 2 contro 1 che ha saputo approfittare. Questo qua farà un po' male a coach Enrico Mariotti che ora siede un po' pensieroso sulla panchina, memore del fatto che Scandiano deve fare di più in zona offensiva, questo parliamo a livello generale perché è la miglior difesa del torneo, lo ricordiamo, però 2 gol nelle ultime 2 partite segnati sono veramente pochi, nonostante si siano affrontate. Seregno, gran difesa, e Correggio, grande squadra. Guarda ancora il compete scandianese con Alex Rocca, tiro di Rocca, finisce sulla traversa, si stampa, bella iniziativa del Galiziano, applaudito dal pubblico
chiede la deviazione del portiere, non lo accontenta l'arbitro, è andato in proprio. Tiro forte, potente, preciso. D'altro lato rispetto al gol realizzato a Correggio, però ugualmente preciso, troppo preciso, ha preso il palo interno, la palla poi ha subito una traiettoria che è finito fuori. Si riprenderà con un possesso per la squadra modenese di Mirandole, con Siberiani. Tende Scandiano, tende l'errore poi di Siberiani che non riesce a trovare il compagno col 44 Paltrinieri, quindi Beato torna a cucire il gioco per la squadra di coach Mariotti. Rocca, anzi Beato, il tiro di Beato si coccia sulle gambe di un giocatore del Mirandolese, poi dall'altra parte prende campo, Barbieri cerca il primo palo, qua è stato intelligente, poi mette una palla un po' scomoda per Rocca da controllare, non ce la fa, no, esatto, a buon gioco De Stefano a riprendere l'iniziativa, però Scandiano ora marca alto, Moschetti ha il problema di liberarsi di questa palla, fa fatica adesso Mirandola a uscire dalla metà campo, ci prova Moschetti, un po' chiuso, poi all'indietro per De Stefano, il miglior marcatore stasera in pista per Mirandola, con 5 reti, 6 reti, anzi per De Stefano 5 c'è detto Tommaso, questa sera non c'è, a 1 ci sono Giannotti, Moschetti e Siberiani. Pochini un po' il gol realizzato. Mirando, ricordiamo che non è stato promosso direttamente, l'anno scorso ha ottenuto un ripescaggio, stanno facendo veramente fatica, tutta esperienza, parliamo di Uri Allacci, sono anche tanti giovani, qualcuno più esperto, che comunque sicuramente, come diceva coach Mariotti, hanno comunque sempre dato filo da torcere un po' tutte le formazioni. Ora Siberiani che ha molto spazio, poteva andare al tiro qua, Siberiani ha trovato, ha cercato un compagno, non è riuscito. Lollo Barbieri ancora davanti a porta, ennesimo errore di Lollo Barbieri, dove credo che sia più, e soprattutto cercare una soluzione diversa da quello che ha provato nelle 3 precedenti occasioni che si è trovato davanti Luca Potenza. Ancora Rocca, cerca un accompagnato, Rocca, gol di Rocca che con l'accompagnato e il polso trafigge Luca Potenza per la prima rete di questa sera, quando marca 17-29 al termine del primo tempo. Porta in vantaggio Scandiano per 1-0, ha trovato un po' di spazio, ci è centrato e non si possono lasciare certi spazi a Rocca, così molto preciso la conclusione, cioè saccata alle spalle dell'incolpevole Luca Potenza, realizza di fatto la quarta rete in stagione. Giocatore in maglia numero 9 Alex Rocca. Beato cerca di spingere ora Scandiano per provare a dare un'inerzia a questo match, dall'altra parte ora brutta palla questa di De Stefano, nasce il contropiede scandianese, ancora Beato, ancora un'altra volta Lollo Barbieri, ancora una volta fuori, nulla da fare per Lollo, quindi comunque applaudito per l'incoraggiamento qua, ha fatto la cosa giusta, è stato impreciso, un gancio, una palla un po' a pallonetto, aveva sì sorpreso il portiere, ma la palla è finita fuori, non di molto. Riprende ancora Scandiano con il 29, Lollo Barbieri scambia con Rocca, ancora lui in possesso di pallina, Beato, passato un po' il ritmo Scandiano ora che è passato in vantaggio, ora Barbieri indietro per Rocca, il lato destro, poi cerca in mezzo alle gambe, un tunnel per Busani, nulla di fatto, De Stefano con un po' di spazio, cerca una palla in mezzo, un po' improbabile, poi lotta con Barbieri, poi con la mano Barbieri si porta avanti la palla, quindi nulla di fatto, soluzione abbastanza interessante per un tiratore da fuori, 16-22 del primo tempo, dal termine del primo tempo. Moschetti e De Stefano sulla pallina, barriera scandianese composta da Rocca e Barbieri, palla invece ai Siberiani, dall'altra parte non fa male perché comunque non è molto potente, rasoterra in porta, ma controllata da Matteo Vecchi, poi Moschetti all'indietro per De Stefano, tiene abbastanza bene comunque la pista Mirandola, ora il tiro finisce fuori di De Stefano, non c'è deviazione, quindi si riprende con Alex Rocca in possesso di pallina per Rocca, Barbieri, ancora Rocca, lato destro, cerca di disorientare Paltrinieri che però sta bene con lui, si può andare anche a prendergli la pallina, poi Beato, lontanissimo Lollo Barbieri dai 3 che giocano in avanti, ora Beato
aspetta una bella palla interessante in mezzo, qua Busani poteva magari crederci un pochino di più, poi stop molto bene, Barbieri va in contropiede 2 contro 1, Barbieri con Beato, palla per Beato, precisa, Beato si è andato un po' troppo in avanti, Lolo Barbieri ha scaricato indietro, e ancora Scandiano a manovrare, Rocca finita il tiro, poi si mette in mezzo, bravo qua Siberiani a spingerlo fuori in maniera efficace, ancora Rocca, 2 paltrinieri, nulla di fatto, ancora Busani da dietro porta, cerca un varco, uno spazio, non riesce a entrare in area, fa fatica, Scandiano ora, palla che ancora Rocca cerca di liberarsi dai paltrinieri che stavolta è bravo a starli davanti, poi Beato, sul lato destro ancora in avanti, Scandiano che insiste. Finisce il tempo, qua poteva essere avvertito, 10, maglia rosso-blu, il termine del tempo per attaccare, quindi si riprenderà con possesso del Pico Mirandola, 14:40 da giocare, centro Palmer in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato da Alex Rocca. E recupera ora palla con la collaborazione di Beato, cerca di far viaggiare subito Barbieri, d'altra parte infatti in 2 contro 2 Barbieri va in area, bella palla per Busani, grande lavoro di Barbieri qua, e Busani che di fatto con un 2 contro 2 perché la difesa si era spezzata, il quadrato si era spezzato, erano un 2 contro 2, Barbieri e Busani hanno combinato bene, ottimo l'assist di Barbieri, ottimo il taglio di Nicolo Busani che realizza la 7ª rete di questa stagione, porta soprattutto sul 2-0 il centro Palmer, Rocca e Scandiano contro il Pico Miranda. Moschetti per Siberiani, per il neoentrato Santoro, ora Moschetti, Siberiani all'indietro per Moschetti, finta, Moschetti poi mette una palla in mezzo un po' infiltrante, interessante per il paltrinieri che non riesce a agganciare o a deviare, respinge Matteo Vecchi, Beato, bravo qua paltrinieri a portarlo fuori, poi fallo di Paltrinieri, meno male perché dopo è stato agganciato Paltrinieri, ha decretato il fallo di squadra, il primo fallo di squadra, 13:50 dal termine del primo tempo, ai danni del Miranda, punteggio da 2-0 a favore di Scandiano, 3 gol realizzati da Alex Rocca e Nicolo Busani. Panchina è tranquilla, la panchina scandianese sta conducendo questo match come voleva, sprecato delle occasioni, poi è ritornato ad essere un po' padrona della pista. Scandiano ora che manovra, Mirandola aspetta, tiro dalla distanza di Beato, anche la Potenza ha cercato in questa occasione, Nico Potenza è molto bravo a respingere, poi Busani sul lato destro, all'indietro una palla un po' buttata lì, poi non si capisce la difesa di Mirandola col portiere, altro fallo di squadra dei Siberiani, non è d'accordo Yuri Lelacci, forse questo è un po' fiscale, l'arbitro Daniele Moretti. 2 reti a 0 per Scandiano, 2 falli di squadra per Mirandola, 0 per Scandiano. Sempre il quintetto dell'inizio per Scandiano, non importa Matteo Vecchi, gli esterni Barbieri, Beato, Busani e Rocca, poi butta palla questa di Barbieri per Beato, dall'altra parte attenzione Moschetti che saggia i riflessi di Matteo Vecchi, poi dall'altra parte Rocca va in solitaria, poi qua un insolito egoismo di Alex Rocca che ha voluto andare in proprio quando magari c'erano compagni meglio piazzati, nulla di fatto per la difesa, Brando riesce a spezzare, poi riesce a riconquistare palla Scandiano dopo un poccio del controllo da parte di Santoro, quindi ancora Beato cerca un'iniziativa personale, il tiro che gli viene stoppato, palla finisce ancora fuori, ci sarà il primo time out, ma siamo giunti al primo quarto di partita, anche il primo doppio cambio per Scandiano, vediamo che esce Beato, entra Stefani e esce anche Lollo Barbieri, entrerà probabilmente Davide Deinite, salutiamo anche Salvatore Fratello, abbiamo detto che era un filo in ritardo, ma è qui in tempo di record a commentare questo Scandiano Miranda. Se hai perso i primi 2 gol ti dico che la partita è iniziata in modo
abbastanza equilibrato come predominio territoriale scandianese, qualche ripartenza del Mirandola, poi Scandiano, un po' di occasioni fallite, è riuscito a pervenire sul 2-0 e adesso è un partito un po' più tranquilla. Adesso ti mettiamo in pista subito anche te a commentare questa partita, ti salutiamo e ti chiediamo anche che tipo di partita ti si aspetti nonostante sia già un vantaggio Scandiano 2-0. Ciao Sandro, ciao a tutti. Beh, allora, intanto quando arrivo leggermente in ritardo non so perché i gol non mancano mai, quindi non vi lascio a bocca asciutta, almeno questo. No, sappiamo che oggi è una partita per Scandiano importante per provare a rimettersi in marcia, visto che insomma nelle ultime due sono arrivate un pari e una sconfitta. Purtroppo quella nel derby, insomma, col Correggio è stata quella più dolorosa delle due, però è una partita che mi aspettavo si mettesse già così dall'inizio, proprio perché Scandiano ha bisogno di trovare il successo, di trovare 3 punti, e quindi c'è bisogno anche di trovare un po' di certezze che serviranno da qui alla fine del campionato. E infatti sì, non è una partita d'allenamento ovviamente, ma è una partita che deve un po' far riconquistare l'autostima nei giocatori rossoblù, perché comunque, lo dicevamo anche prima, a Correggio si poteva vincere o perdere, nessuno avrebbe rubato, perché era stata una partita decisa dagli episodi che Scandiano deve portare un po' dalla sua parte, perché se è vero che la miglior difesa, 2 reti segnate in due gare sono un po' pochini. Intanto occasione qua per Mirandola con Moschetti, ribatte Vecchi, poi De Nite va dritto per dritto al tiro, viene deviata la conclusione da un bravo Paltrinieri che in difesa si fa sentire e riesce a recuperare pallina, anche in questo caso con la collaborazione di Santoro, cerca di venire via da una situazione un po' complicata. Mirandola non riesce, Stefani che tocca la sua prima pallina, abbiamo detto sono stati Stefani e De Nite questa seconda parte del primo tempo. Bravo qua Silbertiani con la sua esperienza a soffiare palla. Busani va in proprio già a spazio, non se la sente di tirare, finisce il campo e quindi butta via una palla per Busani, va in contropiedi, in 1 contro 1, un mismatch contro Paltrinieri, contro Santoro. Alla meglio Luca Pudenza che si è già distinto per 2 o 3 ottimi interventi e ne avrà un po' da lavorare questa sera, perché comunque se non è un attacco stellare quest'anno Scandiano è una squadra che crea tante occasioni, l'abbiamo visto anche a Correggio, prende anche tanti legni, è stata sfortunata. Come a Correggio è andato in vantaggio con Rocca in azione personale, ha raddoppiato con Nicola Busani, una bella azione combinata con Barbieri. Ora, dopo aver sprecato qualche occasione, ha abbassato il ritmo e a 10:50 manovra per portarsi, crediamo, pericolosamente dalle parti dell'area. Ci prova ora Stefani con un tiraccio che finisce fuori, per ancora un pochino prendere confidenza, forse con la pista, col pattinaggio e con il controllo di palla. Busani per Rocca, resta sempre lontanissimo un giocatore di Mariotti, prima era Barbieri, ora è De Nite che tira da casa sua e va fuori di poco. Anche la conclusione, probabilmente cercava una spizzata di qualcuno e Moschetti riprende a giocare con Santoro. Intanto vediamo pronto un cambio, credo che sia Giannotti, ex, sì, è proprio lui davanti a Yuri Allacci, a dare un po' respiro a qualche titolare che veramente fino adesso ha speso tantissimo. Tiro pericoloso, poi attenzione qua che sta per fare la frittata la difesa di Scandiano, molto bravo qua Paltrinieri, molto energico e grintoso, ma non riesce comunque tuttavia a mantenere il possesso. Bella palla di De Nite per Stefani, palla dentro per Busani, controllato da Santoro, non riesce a concludere e quindi si riparte con Siberiani e Santoro. È uscito bene dal time out Mirandola, vediamo conteggiare Scandiano un po' alla pari, cerca di portarsi in avanti, poi una abbastanza pericolosa, contropiede Scandinesi 3 contro 2, attenzione, bella palla per Busani, bel filtrante di De Nite per Busani che non riesce a concludere in rete. Qua Scandiano poteva fare qualcosina di più e Moschetti quindi cerca di riportarsi in avanti. Scadono in tanti secondi, qua ho dormito. Altro time out, questa volta chiesto da Coes Mariotti, e entra intanto Santiago Herrero. Prime battute, come le hai viste Salvo? Hai visto Mirandola uscire un po' meglio rispetto a come aveva cominciato la partita? Sì, c'è da dire che comunque i ritmi sono abbastanza alti per essere una partita che mette di fronte 2 squadre che sono un po' agli antipodi da certi punti di vista, perché comunque Scandiano è terza, lo sappiamo, ha una difesa che è finora sempre ben figurato, dall'altro lato c'è la squadra più perforata del campionato, quindi è una partita che da certi punti di vista certi temi li manterrà.
però Mirandola comunque mi sembra attiva nel corso del match. Credo che anche nelle ultime settimane pian piano stia comunque prendendo anche confidenza con un campionato non semplice come la A2, e quando sei ultimo è ancora più difficile, perché non riuscire a sbloccarti ti complica ancora di più la vita, e anche quello che fai in campo ti sembra sempre più complicato. Detto ciò, comunque è una partita che resta e sarà, io credo, fino alla fine comunque con ritmi molto alti. Quello che mi piacerebbe vedere un po' di più, tornando in casa Scandiano, invece un po' più di precisione sotto porta, perché l'hai detto anche tu, in precedenza ci sono state un paio di conclusioni insomma completamente sballate, e sai l'opportunità quando puoi, insomma, anche in partite come questa, visto che abbiamo parlato di trovare la confidenza la trovi anche trovando però il fondo della rete quando devi, in certi casi insomma è fondamentale trovare questo. Tra l'altro ieri, e tu avevi citato prima Nick Busani che poco fa ha avuto un'opportunità, tanto qui Stefani cerca di andare fino in fondo, Nick Busani l'aveva già detto, è una partita in cui dovremo insomma un po' essere comunque attenti dall'inizio, intanto 5 secondi, a proposito di concentrazione capitano, e essere attenti dall'inizio, e comunque finora direi che Scandiano, almeno da questo punto di vista, insomma non possa dirsi delusa. Infatti sì, il risultato pare abbastanza chiaro, anche se è molto lunga la partita, può sempre succedere di tutto, anche se comunque Mirandola dovrà tenere i ritmi alti, Scandiano li può tenere con una panchina molto lunga, Mirandola farà un po' più fatica, però è fondamentale l'aspetto anche mentale che dovrà dare Juri Lellacci, una squadra sempre a 0 punti, Coppa Italia e campionato, è difficile da portare a termine, l'abbiamo detto, non era stata attenzione. Ora Santi Herrero subito tira in porta, ma trova il guantone di Luca Potenzi, dirgli di no, bravo qua il portiere mirandolese, la prima occasione dell'argentino col 77 sulle spalle, molto difficile qua, ancora Santi Herrero intanto in contropiede 2 contro 2 per De Nite, palla ancora dentro per Herrero, non riesce a concludere il rigore, qua spinto da Santoro, stava per concludere, bella palla di De Nite, sembrava un po' il gol che ha fatto Busani su assist di Barbieri in precedenza. Intanto vediamo, Scandiano a 0 su 5 su rigori, vediamo tiri diretti, statistiche in pietto, 0 su 5, 2 su 12, un 2-17, poco lusinghiero. Ci proverà Nick Busani che ci ha già provato 2 volte senza riuscirci, e a 8-10 ha l'opportunità di portare a 3 le reti scandianesi. Vediamo Busani contro Potenza. Busani e Potenza respinge in bello stile, anche nulla di fatto ancora per Scandiano che riprende con Andrea Stefani. Dobbiamo aggiornare purtroppo il ruolino di marcia, che non ho visto le statistiche delle altre squadre, ma penso che ci sia poche altre che hanno fatto peggio. Tenta intanto Rocca, palla vagante che cerca Herrero di buttarla dentro, non ce la fa a colpirla, quindi nulla di fatto. Riparte ora Giannotti dall'altra parte, tiro preciso, attenzione, ora cercava quasi l'autogol di De Nite, nulla di fatto, è stato attento Vecchio, poi dall'altra parte Stefani, niente, salvo la palla non entra, ormai non sappiamo più a che santo voltarci, perché veramente può diventare anche un timore per i giocatori che si presentano al dischetto. Eh sì, perché intanto qui ci prova ancora Nick Busani, sì, perché è una percentuale. Adesso ho ricontrollato nel frattempo, mentre tu parlavi, 2 su 4 Mirandola invece dai rigori, quindi li ha tirati tutti De Stefano. Però detto ciò, c'è comunque da dire che in effetti da questo punto di vista per Scandiano resta una difficoltà in questo campionato, ma anche in Coppa non è stato semplice, sia per i tiri diretti che per i rigori in cui non è ancora arrivata nessuna marcatura finora per i rossoblù. Stefano intanto qui aggira la porta, intanto prova la conclusione, Rocca respinta. Tra l'altro vediamo Mariotti che si sta confrontando con l'arbitro al tavolo, un confronto acceso, insomma poi non sappiamo determinato da cosa, però insomma resta questo da segnalare. Intanto attacca Scandiano con De Nite che trova il 3-0, Davide De Nite botta dalla distanza e trova la 6ª marcatura del proprio campionato. Che dire, Sandro, comunque una bella conclusione, qui non poteva farci molto il portiere, è stato bravo De Nite, e anche questo è un altro tema, insomma, anche trovare
da questo punto di vista ha confidenza, mentre scambio ancora tra Herrero e De Nite qui inciampa, incespica con la palla, poteva arrivare un'immediata doppietta, adesso deve stare attenta però Mirandola che qua commette fallo, terzo, deve stare attenta Mirandola perché ovviamente in queste occasioni, e l'abbiamo detto, la difficoltà del trovarsi all'ultimo posto con 0 punti è che quando poi subisci gol rischi anche di andare giù dal punto di vista mentale, infatti dalla panchina Yala ci chiede calma ai suoi. Tanto è continuato un po' il conciliabolo tra Mariotti e Davoli, non sapremo mai cosa si saranno detti, ma comunque Scandiano riprende a giocare, ora alza il ritmo anche Santi Herrero, cerca di entrare in area, entra di fatto, prende palla Toselli che è entrato in pista da poco, 6 minuti, 5:55 dal termine di questo primo tempo, Scandiano si è portato sul 3-0, vuole mettere in ghiaccio questa partita e prendere un po' fiducia, lo dicevamo, oltre che prendersi 3 punti, Herrero un po' sottotono nella partita col Correggio, cercherà di farsi questa sera, ci è riuscito già De Nite con una marcatura dalla distanza, un tiro preciso, potente nelle sue caratteristiche. Ora Herrero, gol di Herrero che si libera della marcatura, si accentra e prende il 7 alla sinistra di Luca Potenza e a 5:30 dal termine del primo tempo va in doppia cifra e segna la sua 10ª rete stagionale, soprattutto porta 4 le reti per Scandiano, 4-0 per il centro Palmer sul Pico Mirandola. Gran gol anche in questo caso, dicevamo Salvo quanto può incidere sulle teste dei giocatori per Scandiano che adesso è in fiducia, per Mirandola che vorrà concludere il primo tempo il prima possibile. Assolutamente sì, e l'abbiamo detto, insomma, per una squadra come Mirandola che ovviamente essendo anche nella posizione di classifica in cui è complicato, soprattutto perché insomma, mantenere quella concentrazione, fiducia che purtroppo è già bassa perché ovviamente i risultati non arrivano e le difficoltà sono evidenti, però insomma poi bisogna anche cercare di mantenere alta. Qui intanto prova ad andare dall'altro lato con il tentativo di Moschetti fermato dalla retroguardia rossoblu. E allora Scandiano che può ripartire con De Nite, adesso 4:47 da giocare in questa prima frazione, 4-0 per Scandiano che al momento comunque approfitterebbe di questo successo per consolidare la propria posizione in classifica, ricordiamo terza in classifica da sola. Tra l'altro, caro Sandro, a Modena si sta giocando Modena-Seregno e c'è Seregno in vantaggio 2-1, quindi anche in questo caso insomma una squadra solida come Seregno ne affronta una che invece sta cercando di trovare fiducia come Modena, che è in difficoltà. Dopo poi c'è stata anche l'eliminazione tra l'altro in semifinale di Coppa Italia per i giallo-blu contro Tiene, e anche lì squadra più in fiducia Seregno che sta al momento vincendo al Palaroller di Montale. Intanto prova ad andare De Stefano dall'altro lato, riesce in qualche modo a portare la pallina, fermato per qualche istante da De Nite, poi prova a passare dietro la porta difesa da Vecchi, c'era al centro Toselli, poi Moschetti, suggerimento per Siberiano, così, e allora adesso prova Mirandola con De Stefano, Siberiano prova la conclusione dalla distanza, palla che passa, tanto è entrato anche Riccardo Busani, quindi spazio anche per lui che sappiamo insomma aver un posto con la Serie B rossoblu. Tra l'altro domani si rinnova questa sfida, Sandro, perché per la 7ª giornata di Serie B però si gioca a Mirandola, quindi Mirandola contro Scandiano, guidata tra l'altro da Nick Busani che era in pista, adesso è in panchina con Riccardo Busani che adesso invece è in possesso. Adesso Scandiano con 3 minuti da giocare, 3 e 5 secondi in questa prima frazione, prova ad attaccare Herrero, prova a giocare anche un po' con il cronometro la formazione rossoblu. De Nite dietro la porta, difesa da Potenza, poi cerca un suggerimento, in qualche modo riesce poi a servire Stefani, prova l'accelerata, 20 secondi per chiudere questa azione offensiva, non riesce, poi si va da De Nite, conclusione respinta, poi fuori. Anche in questo caso credo ci sia stata una deviazione, Sandro, però anche in questo caso insomma precisione da rivedere. Sì, stava un po' andando avanti secondi, ne mancavano 13 ancora, sì, hanno tenuto un tiro da fuori. Parlavi del Modena prima, sì, il Modena è il problema numerico, diciamo, io conosco molto bene Crudeli, so che come lavora e
sai, non avere tanti uomini a disposizione, poi si è fatto male anche con Negatti, non ne parliamo più di Bozzetto che ormai ha finito la stagione, De Pietri 43 anni, fa quello che può, una decina di reti l'ha già realizzate, ha fatto anche tanto, però sì, non si può contare solo su 5-6 giocatori, bisogna comunque attenzione. Ora gran tiro di Giannotti, poi dall'altra parte ancora il Mirandolo che non riesce a segnare con Paltrinieri, qua forse poteva fare qualcosa di più. Ora bella palla rubata da De Stefano che si porta ancora in avanti, va il tiro, ancora Vecchi, gol di De Stefano, qua disattenta la squadra di Mariotti e viene infilata dalla rete di De Stefano che toglie lo 0 dai gol fatti di Mirandola, quindi Salvo qua ci dice che bisogna comunque stare attenti. È vero, forse non metterà in pericolo la vittoria, però sì, basta che in Serie 2 basta che abbassi un attimo la testa e sei subito castigato. Sì, tra l'altro Scandiano è riuscito a rimanere imbattuto in questa sfida all'andata 0-5 e invece arriva la 7ª marcatura stagionale di De Stefano che cancella lo 0 dal tabellino delle marcature di Mirandola. Intanto prova ad attaccare Scandiano, qui un altro errorino, ancora rischia di perdere un brutto possesso Scandiano, poi recupera Herrero che va ad accorciare e va a recuperare la pallina alle spalle della porta difesa da Potenza. Ancora Herrero, si ferma e torna indietro da Andrea Stefani che spesso parte da questa posizione arretrata per poi cercare la percussione centrale. Stefani dietro per De Nite, lo scambio ancora 3-2, 23 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Stefani prova a evitare qui la respinta in qualche modo di Potenza, ancora Stefani, tocco all'indietro, poi allontana Paltrinieri, in qualche modo riesce a scamparla Mirandola, prova a uscire con Giannotti, poi Paltrinieri. Un minuto a partire da adesso e poi sarà sirena dell'intervallo. 4-1 per Scandiano qui al Palaregnani. Prova Giannotti, la respinta di Vecchi, palla che rimane lì. Poi ci sarà una contesa, però è stato bravo Vecchi che poi rimane anche a terra. Qui Sandro, 48 secondi, Scandiano deve stare comunque attento in queste ultime azioni. È già la terza volta che un tiro da fuori ci può concedere, ma sulle seconde palle arrivano sempre prima loro, quindi qua è sintomo un po', non dico di disattenzione, ma di rilassatezza forse, perché il risultato non dico acquisito ma comunque già rotondo e insomma arrivare per secondi davanti alla tua area insomma ce ne vuole, bisogna stare concentrati, lucidi sempre. Mancano 30 secondi, ora Stefani all'indietro per De Nite, cerca di gestire il possesso fino al termine, sono quasi diciamo simultanei i due cronometri. Stefani cercherà di andare al tiro da fuori, magari si posizionerà qualcuno davanti a Potenza a dargli fastidio. Herrero all'indietro per De Nite, uno dei grossi tiratori della serata, infatti si accentra, tiro, Potenza respinge, tempo ancora per un contropiede per Giannotti, non riesce a mettere la palla dentro, 3 secondi, 2, deve tirare, lo fa De Nite, palla che finisce fuori, il match che si conclude questo primo tempo per 4-1, ricordiamo le marcature: Nick Busani, Davide De Nite, Alex Roca e Santiago Herrero per Scandiano e Gioele De Stefano per Mirandola. 4-1 che probabilmente è giusto, ovviamente. Scandiano forse poteva fare qualcosa in più in attacco nonostante abbia portato la partita dalla sua parte. Vediamo in questo secondo tempo cosa succederà poi. Sì, sarà un secondo tempo che insomma per entrambe le squadre sarà di sicuro darà modo ai tecnici di capire anche qualcosina in più, perché comunque siamo sul 4-1, sappiamo che tra le due squadre c'è una differenza sia di classifica che ovviamente di valori tecnici, però saranno comunque 25 minuti importanti. Da un lato Scandiano, come dicevo prima, dovrà cercare di concretizzare le opportunità, perché questo poi aiuta anche nei prossimi match che magari saranno un po' più complicati. Dall'altro lato per Mirandola comunque tutto sommato un primo tempo, per quello che si è visto, non così malvagio, anzi anche la marcatura nel finale può aiutare a trovare fiducia. Vedremo se nella ripresa i giallo-blu riusciranno quantomeno a provare anche ad impensierire un pochino di più Scandiano. Allora direi che ci fermiamo, Sandro? Sì, ci fermiamo.
Diamo appuntamento ai secondi 25 minuti di gioco, a fra poco, con Centro Palmer, Roller Rock e Scandiano, Pico Mirando.
vince a Napoli. Cioè Pisani, sai quanti ce n'erano oggi? 6.000. 6.000 Pisani. Sì, ok. Non è finita. No. Sono a 75. Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Pala Regnani di Scandiano per questo secondo tempo, Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano, Pico Mirandola, primo tempo che si è concluso sul risultato di 4-1 per Scandiano grazie alle reti realizzate da Nicolo Busani, Davide De Nite, Alex Rocca e Santiago Herrero, la rete della bandiera finora realizzata da Gioele De Stefano. Scandiano che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, maglia rosso-blu già in possesso di pallina con gli esterni Barbieri, Rocca, Beato e Busani e Vecchi in porta, lo stesso quintetto che ha iniziato questa partita, da sinistra verso destra maglia bianca con una blu sulla spalla per gli uomini di Yuri Ialacci, con in porta Luca Potenza, gli esterni De Stefano, Giannotti, Paltrinieri e con il 19 Tosel. 24-12 del termine della partita, quindi dicevamo un vantaggio meritato, quello del primo tempo, dopo primissimi minuti equilibrati, dove Mirandola si era anche fatto pericolosa. Scandiano è prima passato in vantaggio, poi ha consolidato questo vantaggio e si appresterà questo secondo tempo un po' ad aumentare questo gap, che l'ha visto comunque subire la rete nel finale della partita per una disattenzione. Qui con noi Salvo Fratello, che è arrivato a metà primo tempo sul risultato già quasi acquisito per Scandiano a commentare questa partita. Lo dicevamo prima, siamo curiosi di come inizierà questo secondo tempo, sia Scandiano, inizieranno queste due squadre questo secondo tempo. Questo Mirandolo che tira da fuori ora con Giannotti, tiro finito fuori di poco, sembra un ritmo abbastanza alto, tutti e due hanno provato a impensierire le difese avversarie. E cosa ti aspetti, Salvo, da questo secondo tempo, un po' da queste due squadre? Beh, intanto risalutiamo ovviamente gli amici di Hockey Fisr, del canale YouTube di Hockey Fisr, che ci seguono. Intanto la conclusione di Barbieri e poi Busani, Murato. Mi aspetto, Sandro, che i ritmi siano alti nei primi 10-15 di gioco in questa ripresa. Intanto qui c'è un fallo anche abbastanza duro ai danni di Barbieri, non c'è altra sanzione se non il fallo. Mi aspetto 10-15 minuti ad alti ritmi da entrambe le parti, proprio perché Scandiano vorrà provare ad allungare ulteriormente e Mirandola vorrà provare comunque a restare in partita, anche per misurarsi con un avversario diciamo di alta classifica, e i gialloblu ne hanno bisogno ovviamente di capire anche quali possono essere i propri punti di forza e trovare un po' di fiducia. Detto ciò, mi aspetto comunque un ritmo altissimo, almeno in questi primi 10-15 minuti, vediamo se poi sarà effettivamente così. Intanto Scandiano prova ad attaccare con Rocca, lascia lì la pallina per Barbieri che accelera, va quasi a terra, poi mette dentro per Nick Busani, fermato da De Stefano, recupera Giannotti e quindi può ripartire Mirandola con il numero 4. De Stefano cerca l'imbucata, poi Giannotti a ricevere, tenta l'altra conclusione, alla caccia della palla ci va Paltrinieri, fermato dalla retroguardia rossoblu, e allora Rocca per Beato, tenta la conclusione, respinta qui da Potenza, poi palla ancora in possesso di Scandiano, Barbieri evita l'avversario, poi Busani non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ecco, anche qui Sandro comunque un po' di concretezza sotto porta e insomma
se proprio vogliamo guardare il pelo nell'uovo per una partita, in una partita in cui Scandiano è avanti 4-1, un po' di concretezza in più sotto porta, resta un tema importante, perché poi quando ci sono le partite in cui le occasioni ci sono, e intanto ancora Busani traversa, ecco, a proposito di concretezza, dicevo, un po' più di concretezza, Sandro, poi ti porta ad avere più fiducia anche in quelle partite più difficili in cui le occasioni le hai. Io penso anche alla partita con Correggio, in cui Scandiano qualche occasione l'ha avuta, un po' sfortuna, perché poi è chiaro, anche qui Busani respinta di potenza, insomma anche un po' di sfortuna, però bisogna cercare maggiore fiducia, anche qui ancora un'altra opportunità sprecata dai rossoblù. Sì, ne fa di tanti di errori, è stato bravo anche Potenza in qualche occasione. Scandiano sta giocando bene, non finalizza come dovrebbe, e come dicevi tu ci saranno partite in cui le occasioni si potranno contare magari sulla dito di una mano, e lì bisognerà avere l'istinto del killer che sta mancando un po' questa sera, nonostante sia comunque un risultato abbastanza tranquillo. Dall'altra parte cerca Toselli una manovra di alleggerimento, un pochino per venire fuori da questa situazione un po' difficile. Questi primi 5 minuti, dopo un paio di minuti in cui le squadre si erano un po' equivalse nel gioco, ora Scandiano prendendo un po' il sopravvento, ora manovra con Rocca sul lato destro, cerca il blocco di Barbieri, trova in uscita Busani, all'indietro ancora Berbeato che ha un po' di spazio, cerca di incunearsi, la difesa è compatta dietro, e ora Barbieri ha un gran spazio per andare al tiro, si rammarica proprio per avere tirato fuori questa pallina. Poi forse qua ci poteva stare il fallo di squadra. Giannotti lotta con Barbieri, ancora per Siberiani che si porta nella fase centrale di centropista per guardare un attimino da playmaker qual è la soluzione migliore. Ora cerca il primo palo di posizione insidiosa di Paltrinieri, non l'hai fatto Beato già dall'altra parte, tiro di Beato, traversa interna, 3 legni già nel giro di 2 minuti, 2 di Busani, questo di Beato, sfortunata qua Scandiano, qua stecca alta, sì, l'arbitro Daniele Moretti la vede, quindi ancora Rocca che di gran carriera si porta stavolta sul lato sinistro, spinto fuori da Toselli, poi ancora lui che manovra all'indietro per Beato, per Barbieri che ora studia un po' il da farsi, cede al 10 rosso-blu, ora Rocca, Nick Busani, 19-20 ancora da giocare di questo secondo tempo, termine del match, sempre Scandiano in avanti per 4-1 su Mirandola. Barbieri scarica la palla un po' lentamente, buon gioco a Giannotti, il tiro di Giannotti traversa, anzi palo qua, bella conclusione secca di Giannotti su errore di Scandiano, quindi deve stare attento perché comunque sono passati 6 minuti, Mirandola non molle, fisicamente c'è ancora, alla grande dovremmo dire, ancora Giannotti che ha creato un grosso pericolo, grossa occasione oltre al gol per Mirandola, e comunque ricordiamo che il risultato è ancora sul 4-1, quindi lungi dall'essere acquisito pienamente, perché manca ancora tanto. Beato dentro per Rocca, il tiro finisce fuori, ancora Beato, poi spinto forse da Paltrinieri, in ora di fatto Paltrinieri va in proprio, ora cerca di andare verso la porta, viene portato fuori da Nick Busani, scambia con Siberiani che tira sulle gambe di Busani, in contropiede ora per Beato, a rimorchio c'è Rocca, si è già ricompattato intanto con Paltrinieri, poi Rocca sul lato sinistro va dietro porta, nulla di fatto per questo attacco, rimane lontano Barbieri, viene servito comunque Beato, di fatto un 3 contro 3, poi Barbieri dalla distanza prende un po' di campo, Stefani intanto pronto a rientrare in questo match. Rocca non mette la palla in mezzo perché i giocatori in maglia rosso-blu sono controllati dalla distanza. Barbieri, posizione centrale, la vede partire Potenza, quindi nulla di fatto. Toselli non mette in mezzo la palla, anzi la mette in secondo tempo. Dall'altra parte, dall'altra diagonale, trova Giannotti, molto pericoloso prima con una conclusione che aveva di fatto superato Vecchi, ma si è stampata sul palo. Manovra ancora Mirandola che non molla, da apprezzare questo atteggiamento della squadra di Alacci che sta cercando di giocare alle pari con Scandiano. Attenzione allora la conclusione ancora di Giannotti che è un buon tiratore, l'abbiamo visto, ora la conclusione finisce fuori, Rocca riprende, intanto esce Beato e rientra Stefani, Rocca non se la sente andare in proprio, poteva magari cercare di colpire come ha fatto a Correggio da quella posizione,
all'indietro per Stefani che tocca la sua prima pallina del secondo tempo. Intanto pronto ancora Santi Herrero a rientrare. Ci ho fatto caso che spesso quando entra Stefani a ruota rientra anche Santi Herrero, è successo così anche a Correggio, è successo così anche contro il Seregno. Roca per Stefani che cerca di prendere un po' di velocità sul lato destro, chiude tutti gli spazi Mirandola in area e quindi deve per forza tornare fuori e cercare un altro tipo di organizzazione. Tiro dalla distanza, sempre pericoloso di Lollo Barbieri, tocca la palla, Potenza, quindi Scandiano può tornare a giocare questo attacco. Roca cerca di dare indicazioni a Barbieri, poi lo stesso Roca in possesso di pallina contro un buon difensore come Paltrinieri che ha sempre fatto bene questa partita. Intanto va a soffiare appunto palla a Roca, nulla di fatto qua, si è un po' troppo fidato Roca. Attenzione ora Giannotti, bravo qua Lollo Barbieri a farsi sentire, e Busani che ci mette un po' a caricare di testa, la respinge Potenza. Bravo qua ancora una volta il portiere mirandolese che sta tenendo in piedi in questo secondo tempo la squadra di Yuri Allacci. Palla dentro ora per Barbieri che non riesce, anzi sì, riesce a concludere il primo palo. Una partita ora che si è fatta, non dico equilibrata, però Mirandola cerca di ribattere colpo su colpo. Scandiano sta cercando di portarsi in attacco con un po' di imprecisione, un po' di sfortuna. Non una brutta partita, Salvo. No, che i ritmi siano alti, come detto, ce lo aspettavamo, perché comunque entrambe le squadre hanno voglia di far bene, di dimostrare il proprio valore. Ovviamente sono valori diversi, l'abbiamo detto, e ci sono anche obiettivi diversi in questa partita. Intanto Herrero prova a mettere dentro, non ci arriva Roca, e adesso prova a uscire in ripartenza Mirandola con Giannotti, la tiene lì Vecchi. Una buona opportunità questa per Mirandola. Herrero semina tutti. Stefani, palo ancora, il terzo legno di questa ripresa per Scandiano, 4 complessivi, considerando anche quello colpito da Giannotti in precedenza. E quindi i gol ci sarebbero anche potuti essere. Sandro intanto qui deviazione che per poco non beffa Vecchi. Herrero dall'altro lato, Ialacci intanto urla nei confronti dei suoi. Herrero fermo, anzi fermato dalla retroguardia mirandolese, poi Barbieri, Roca, ancora Barbieri e poi Roca cerca qui un suggerimento così così, e allora 5 secondi, anche qui insomma un po' di attenzione. Però Sandro, tutti questi legni, un po' sfortuna, un po' ovviamente poi sappiamo imprecisione anche se leggera, però i gol insomma non sarebbero mancati, solo che i legni non sono stati dalla parte di entrambe le squadre. Intanto Barbieri prova a mettere dentro per Stefani, qui gran lettura di Paltrinieri che conferma la sua attenzione difensiva. Moschetti dall'altro lato si ferma in mezzo a 3, poi non c'è supporto per lui e allora adesso Mirandola con Giannotti, prova la conclusione, respinta da Vecchi. Paltrinieri non ci arriva, può distendersi Scandiano con Roca che lascia lì per Herrero, conclusione rivedibile. E poi Mirandola che è già rientrata, Roca perde palla, in qualche modo Moschetti prova a portarla avanti, poi serve Siberiani che è rientrato poco fa. Paltrinieri non può deviarla, non riesce a deviarla e allora Scandiano può ripartire quando mancano 14 e 7 secondi. Intanto Herrero qui sotto misura non riesce nella deviazione vincente. Giannotti, Herrero. Ecco, Herrero ha quest'altra caratteristica del rubare palla mentre in transizione difensiva che spesso dà fastidio agli avversari, anche ad avversari più quotati. Intanto time out in vista per Mirandola, proprio Herrero a portare palla e a servire dietro dei Nite. Prova ad accelerare adesso Scandiano, Roca. C'è un blocco di Stefani, Roca qui perde palla e allora Paltrinieri va a servire Moschetti, cerca la conclusione, respinta, ancora Moschetti dentro per Paltrinieri, respinta e ora può andare con Stefani ed Herrero. Scandiano, Stefani dietro dei Nite, suggerimento veloce ma impreciso per Roca, ci arriva prima Moschetti, poi Roca in qualche modo riesce a recuperare e a tenere lontano anche con l'aiuto del braccio Moschetti, poi perde qui, esagera un po' Roca. Paltrinieri recupera, però Sandro, mentre siamo a 13-4 i ritmi si confermano alti, manca come detto un po' di precisione sotto porta. Sì, Scandiano ha creato, Giannotti che si libera per il tiro, poi effetto un tiraccio, Mirandola un po' stanco per quello che ha chiesto il time out. Ialacci dall'altra parte, Stefani cerca di andare in proprio, manca l'ultimo guizzo per arrivare al tiro, Mirandola in qualche modo va in contropiede, attenzione
a Paltrinieri, si mette un po' troppo a caricare il tiro, manca ancora un po' per l'agognato time out, però niente, non fischia, qua forse poteva stare il fallo. Contropiede per Scandiano con palla dentro per Santi Herrero che tira, trova il pattino di Gianotti a respingerlo, poi Siberiani stanchissimo veramente. Ora qualcosa da dire Yuri Alaci ce l'ha con Andrea Davoli, che abbiamo visto dialogare con i due allenatori. Scandiano ancora in avanti, siamo nell'ultimo quarto di partita. Rocca dalla distanza, diciamo che non disdegna queste conclusioni nelle ultime uscite dalla distanza, è finito fuori questo tiro, poi un mismatch tra Paltrinieri e Herrero, va direttamente al tiro Paltrinieri, fuori, è stato controllato bene qua dal 77 argentino, come diceva Salvo, ottimo in chiave di lettura difensive. Ora tiro dal volo, la posizione defilata, ancora assaggia le qualità balistiche di Luca Potenzi, che sta aspettando una gran partita. Io farei i grossi complimenti a Mirandolo come sta giocando questo secondo tempo, quasi alla pari con un avversario molto più quotato, e mi va dato atto che ha lavorato molto bene Yuri durante la pausa tra primo e secondo tempo. Scandiano sì, è entrato, ha fatto qualcosa a livello di azioni, ha dato, diciamo, un gioco autoritario, ma da Salvo non ha concluso degnamente e di fatto il risultato è sempre quello del primo tempo, nonostante manchi un quarto di gara, e quindi partita un po' più difficile del previsto da portare a casa. Sì, poi insomma c'è da dire che ovviamente Mirandola fa fatica anche lei a concretizzare quelle opportunità che crea, e questo fa un po' il gioco di Scandiano. C'è da dire che sto notando in questa partita che i rossoblù hanno la capacità comunque di rimanere sempre in partita. Poi forse dal punto di vista della concretezza c'è anche da aggiungere che insomma è una squadra che quando si trova in vantaggio non è quasi interessata ad allargarlo più di tanto il gap, nel senso che se ha l'opportunità ovviamente la cerca, ma non attacca in maniera, insomma, disperata come si potrebbe fare con un avversario di questo tipo, anche per aggiustare, tra virgolette, le statistiche. Scandiano questo non lo sta facendo, Sandro. Sì, diciamo, succede in tutti gli sport, quando una favorita è in vantaggio maramaldeggia un pochino, un po' di leziosità ci può stare, perché comunque è un'inerzia, diciamo, quindi ci può stare. È chiaro che un paio di gol in più magari si sarebbero potuti segnare, un po' più di attenzione, perché comunque Mirandola è vivo più che mai, per quello che può fare. Attenzione ora alla deviazione, sto porto di Siberiani che sta urlando al Padre Eterno qualsiasi cosa per queste deviazioni che poteva essere più efficace. Dall'altra parte Rocca, palla per Deinite che trova Herrero, che manda inspiegabilmente fuori da ottima posizione, anche se marcato. Qua Deinite in versione altruista poteva concludere qua il 7 rosso-blu, ha comunque giocato di squadra, ha trovato Herrero che era marcato, è riuscito a concludere ma fuori, quindi ancora Toselli ora che regala una palla a Herrero, cerca Stefani cerca il primo palo, nulla di fatto, ancora Potenza attento, qua conclusione un po' debole da Stefani, forse pressato da dietro. Mirandola torna a portarsi in avanti, palla buttata qua da Siberiani, non con l'esito sperato, ancora Herrero già dietro porta, vuole comunque cercare di incrementare il bottino, la squadra di coach Mariotti che sta osservando lo sviluppo dell'azione dei suoi. Herrero da posizione difensore, finta il tiro, entra in area, poi bravo qua Toselli ad andargli incontro con la stecca, rubargli proprio la pallina proprio quando stava concludendo. Dall'altra parte Gianotti che è entrato molto bene in partita già anche nel primo tempo, dietro per Paltrinieri, manovra fluida ora del Mirandola che è vero che fa fatica a arrivare in area, come in questo caso per buttare via palla, però abbiamo notato un atteggiamento giusto, volitivo, gagliardo e anche tecnicamente buono per comunque gli effettivi che ha in pista. Hanno giocato tanti minuti questi ragazzi che stanno anche tenendo molto bene. Ora Deinite ha tanto spazio, colpisce un altro palo esterno, poi Herrero da una parte sbagliata per tirare, all'indietro scambiano ora Rocca e Stefani, ancora lo spagnolo che scarica per Deinite che cerca di trovare spazio, lo trova in Herrero che è liberissimo dall'altro lato, cerca una finta di tiro, poi Stefani che non riesce a controllare pallina e quindi si salva ancora Mirandola. 9-15 del termine, col punteggio sempre del 4-1 a favore di Scandiano. Scandiano, ricordiamo, sì, non sta rischiando, è in controllo della partita, comunque sì,
trovare un altro gol. Allora, primo fallo di squadra di Scandiano quando mancano 9:03, questo è un sintomo di sì, aggressività, ma non proprio ferocia nella difesa. Non che i falli di Mirandolo siano tanti, perché sono 4. Ora stoppata questa iniziativa di Siberiani da Rocca, che si porta in avanti, palla dentro, controllato dai Siberiani, veramente un baluardo difensivo notevole in senso Siberiani, dall'altro la sua esperienza. Stefani dal lato destro cerca di portare pericolo, vi riesce, scarica per Santierrero da dietro porta, scambia ancora con Deinite, scambiano i due ancora, Deinite poi esce all'indietro per Rocca, tiro dalla distanza di Rocca, finisce fuori, la palla torna dentro, ma è bravo qua con la stecca potenza a sporcare questa traiettoria, poi bravo Rocca a riconquistare pallina sulla metapista, poi Deinite cerca di allungarsi, ci arriva allungato per se stesso un po', posizione un po' meno pericolose, poi riparte ora Giannotti che cerca di e trova una bella conclusione qua di Toselli che finisce fuori di poco, qua ha alzato un pochino la spalla, concluso fuori. Comunque altro campanello d'allarme a 7:56 del termine, con ancora Santierrero che manovra per Deinite, tiro al volo qua, bella l'iniziativa del Viareggino. Deinite ancora bella la palla in mezzo, interessante, non ci ha creduto qua Herrero, ancora Scandiano a menare le danze con Rocca per Deinite, c'è lo spazio per il tiro, c'è Herrero, ancora Deinite, palla in mezzo, questa velleitaria, questa imbucata che finisce fuori per una deviazione, quindi 7:31 da giocare, ci sarà ancora possesso per Scandiano, poco movimento tra le due panchine e squadre che si fa sentire un pochino la stanchezza. Adesso Salvo, vedo le squadre un attimino tirare i remi in barca, vediamo tanto questa iniziativa di Rocca, palla per Deinite, fa trascorrere i secondi, Scandiano ne mancano 5, non viene chiamata questa conclusione e se qualcuno la chiama bene, altrimenti nessuno può tirare. Qua il portiere poteva fare qualche cosa, qua disattenzione di Scandiano che poteva andare al tiro, passano tanti secondi ora per andare alle conclusioni. Allora adesso siamo a 7:15 dalla fine, mi aspettavo ritmi alti fino a 10 minuti dalla sirena finale, in effetti è quello che sta succedendo, perché adesso un po' tutte e due le squadre tireranno i remi in barca, hanno comunque giocato una partita dispendiosa, non c'è motivo, visto anche il risultato da un lato e dall'altro, di spingere troppo, quindi mi aspetto che questi ultimi minuti possa anche succedere qualcosa in zona gol, ma senza troppe, intanto va giù Siberiani, senza troppa spinta da un lato e dall'altro, anche perché insomma, come detto, è una partita con risultato già acquisito. Intanto è Scandiano che prova ad andare dall'altro lato con Herrero, poi Deinite, adesso 30 secondi alla fine dell'azione offensiva, Deinite pattina, poi Herrero qui perde palla con Moschetti, qui ancora una volta Herrero prova a dare fastidio, commette fallo il secondo di squadra, però questa è un po' una caratteristica di Santiago Herrero, l'abbiamo detto, cercare di rubare palla in transizione difensiva, è in grado di dare fastidio a chi gestisce il possesso in quel momento. Stefani ha già recuperato palla a Scandiano, Stefani all'indietro per Rocca, che comunque Rocca anche oggi in una partita che tra virgolette ha detto quello che doveva dire, è in pista non esce invece Deinite, entra Busani, Niccolò Busani. Dall'altro lato Mirandola prova con Giannotti, fermato da Nick Busani, qui in qualche modo riesce a tenere il possesso Scandiano. Rocca evita il ritorno di Giannotti, prova a dare velocità qui accelerata di Rocca che non riesce a concludere perché Siberiani gli chiude la conclusione, poi Herrero e poi il suggerimento per Nick Busani. Arriva la doppietta per Nick Busani. Stefano ti hai chiamato Stefano, Sandro, e invece stavo leggendo il referto, era Stefani, vabbè. Nick Busani, come detto, doppietta, Sandro, però qui è quello che vorremmo vedere più spesso probabilmente da Scandiano, azioni veloci e concretizzazione sotto porta, che è importante. Sì, in una partita del genere rileva il giusto, in altre partite chiudere così queste azioni. Penso anche al gol siglato contro Seregno, in una partita un po' più complicata, molto simile, siglato da Beato. Quando sei concreto in queste situazioni poi è difficile che il portiere ci arrivi.
hai rubato proprio le parole di bocca. È simile, forse realizzato in più in un fazzoletto questa rete, però molto simile al gol di Beato contro Seregno. Due passaggi, portiere cosa succede? Non fa in tempo a spostarsi, si sposta la pallina talmente velocemente che il portiere non riesce a coprire quel lato di porta che rimane sguarnito per la conclusione a rete. In questo caso sono stati bravi gli attaccanti rosso-blu e di fatto hanno chiuso una partita che in realtà era già chiusa. Esce adesso Rock per Lollo Barbieri, si va a prendere un meritato riposo, ha dato un po' la scossa con le sue scorribande, poi cerca un'altra schiaccia, non marchio di fabbrica principali di Lollo Barbieri, ci arriva Potenza, poi cerca di uscire Mirandola che con Partrinieri, Moschetti ed intanto Alicia De Stefano, applaudita dalle sue ex compagne qua di Scandiano, giocato ricordiamo nel scandianese femminile l'anno scorso. Alicia De Stefano, tanto Lollo Barbieri cerca ancora Scandiano di fare male, De Nita molto spazio, tiro, la vede partire Potenza e risponde presente, ancora De Nita, palla dentro per Herrero che non ci arriva, però ci va con le sue lunghe leve a riconquistare pallina, poi De Nita cerca ancora il primo palo, cerca una deviazione che non c'è, 3:45 alla fine per un Mirandola che uscirà stremato da questa partita, ma è vero che i complimenti non fanno punti. Io invitiamo Fabio comunque ha interpretato questo match perché comunque ha tenuto molto bene la pista. Io sinceramente mi aspettavo che calasse molto fisicamente nel secondo tempo, non è stato così, ha avuto l'esito più saldo che almeno fino a 10 minuti del termine ha davvero lottato alla pari, almeno fisicamente e in qualche caso anche tecnicamente contro uno Scandiano favorito sulla carta che porterà a casa questa partita, porterà a casa cose buone, altre meno buone. Ora Herrero cerca un po' lentamente di andare al tiro, lo fa, è ancora bravo Potenza, un immenso Potenza in questo caso, 3 minuti esatti al termine, Paltrinieri ci pensa un po' troppo, stanchissimo anche lui. Siberiani, migliore dei suoi sicuramente, attenzione, ora manda in contropiede De Nita che ci arriva per un tapin sotto porta, l'assist è niente meno di Matteo Vecchi che forse l'avrà visto partire, chissà. Di fatto ha regalato una grossa occasione De Nita che comunque ha cercato di sfruttare una palla vicina al portiere, non è riuscito a concludere come voleva. C'è già Barbieri che cerca di andare verso l'area, al tiro finisce fuori di poco, qua groviglio di gambe fa cadere un paio di giocatori, poi dall'altra parte tunnel intelligente di Moschetti, ma c'è come al solito, come spesso succede, il 77 in maglia rosso-blu Santi Herrero a recuperare questa pallina per poi buttarla via senza attenzione. Qua Herrero marca alto, ora Scandiano cerca ancora di incrementare il punteggio, 2 minuti al termine, Paltrinieri dietro per Siberiani, poi ancora Moschetti, gioca fino alla fine, Mirandola va davanti a porta, trova un palo interno, Moschetti non sa da dove è passata questa pallina, forse qua c'era fallo, ancora Moschetti non dà palla, De Stefano meglio piazzata, nulla di fatto, un 3 contro 2 ancora in contropiede, Busani per De Nita, si posizionano male, De Nita viene agganciato, può esimersi qua l'arbitro nell'estrarre il cartellino blu. Qualcosa da dire Siberiani non per questa occasione ma per quella precedente, chiedeva la stessa moneta, non è stato accontentato, un tiro diretto, un altro tiro diretto 1:41, vediamo se è il risultato acquisito con la tranquillità che può avere un giocatore sul 5-1 se si sblocca anche questa statistica impietosa con Nick Busani che proverà per la tripletta, per il 9° gol, uno 0-1 per lui, cercherà di portare sul 6-1 Scandiano, 1:41 del termine quando manca veramente poco. Vediamo se è in grado di superare un portiere bravo come Luca Potenza, perché stasera ha fatto veramente molto bene, come mi viene a dire anche la difesa mirandolese. La difesa di tutto rispetto, ha fatto entrare poche volte in area giocatori rosso-blu che con la maggiore esperienza, la maggior tecnica sono comunque arrivati al gol, hanno dovuto sudare un pochino più del previsto. Tutto pronto per questo tiro diretto, Nick Busani contro Potenza, gol di Busani, finalmente si sblocca anche questa statistica, Busani realizza la sua 9ª rete, la sua terza di serata e soprattutto a 1:40 porta Scandiano sul 6-1
contro Mirandola. Finalmente l'abbiamo sbloccato su questo tiro diretto. Assolutamente sì, primo tiro diretto realizzato da Busani in questo campionato, 1 su 2, quindi aumenta al 50% la percentuale di realizzazione. Finora aveva segnato solo Andrea Stefani su tiri diretti per i rossoblù, 2 su 7, e invece ci riesce Nick Busani, che tra l'altro trova la tripletta, e questo sì che farà contento lui e insomma anche coach Mariotti, che gli ha dato il 5. Tanto qui ripartenza 2 contro 1, prova a metterla dentro, De Nite fermato in qualche modo da Potenza e De Stefano, poi dall'altro lato Giannotti che si ferma, prova a cercare un suggerimento, qui perde il possesso, Barbieri va via in ripartenza in fascia centrale, fallo di Giannotti, e allora anche qui non ha voluto infierire con un blu che forse ci poteva anche stare, ma a 45 secondi dal termine insomma sarebbe stato anche pesante. E allora sarà Lorenzo Barbieri a tentare il suo primo tiro diretto in assoluto in questo campionato. Va a Barbieri, la conclusione respinta da Potenza, quindi 0 su 1 per Lorenzo Barbieri. 38 secondi per chiudere il match qui al Palla Regnani, 6 a 1 tra Scandiano e Mirandola. Intanto prova a metterla dentro Nick Busani, riparte Giannotti, fermato ancora da Barbieri, poi Busani, interviene su di lui Moschetti, in qualche modo sembra riuscire a uscirne Mirandola, poi Herrero per Busani, conclusione precisa, poi De Nite, la respinta di Potenza, 10 secondi, poi ancora De Nite, ancora Potenza, va giù Moschetti, fallo. Terzo fallo di squadra per Scandiano con 6 secondi e 4 decimi da giocare, quindi partita che terminerà con Moschetti che ferma il possesso. E allora, caro Sandro, lascerò commentare a te l'analisi di questa partita. 7ª vittoria in questo campionato per Scandiano, che sale a quota 25 e consolida la sua terza piazza. 14ª sconfitta in altrettante gare per Mirandola, che comunque ha ben figurato stasera, c'è da dire, ha fatto una partita, la compagine giallo-blu, tutto sommato positiva, per quanto poi un 6-1 possa definirsi positivo. Però Scandiano, insomma, Sandro, voleva punti, gol, certezze, i primi 2 ci sono stati, le certezze stanno crescendo, comunque un percorso, quello di Scandiano, ricordiamo, 8 risultati utili nelle ultime 9, perché con la sconfitta di Correggio si era interrotta una striscia di 7 risultati utili di fila. Scandiano che però alla prossima andrà ad affrontare Breganze in trasferta, quindi una vittoria che ti aiuta a consolidare il terzo posto e ti dà anche un po' pizzico di fiducia in vista dello scontro con la capolista. Hai detto tutto bene, Salvo, sarà una sfida affascinante perché Scandiano non ha niente da perdere, è sfavorita, abbiamo visto che da sfavorita Correggio ha giocato bene, poteva vincerla, l'ha persa ma l'ha giocata. Qua ha fatto quello che doveva fare, è passato in vantaggio abbastanza presto, ha controllato il risultato, qualche errore l'ha fatto. Complimenti al Mirando, l'abbiamo fatto più volte, facciamo per l'ultima volta, la squadra di Yuri Allacci comunque ha difeso molto bene, e soprattutto nel secondo tempo, quando non aspettava un grosso calo, vuol dire che di testa questa squadra c'è, faranno tesoro di questa esperienza, di questa stagione che li vedrà retrocessi probabilmente, però diciamo che si porteranno a casa un bel bagaglio questi ragazzi, un mix di giovani e di esperti, li abbiamo visti molto compatti salutarsi tra di loro, incoraggiarsi. Scandiano che porta a casa questa partita con la tripletta di Nicolo Busani, i gol di De Nite, Rocca e Herrero. La rete di Gioele De Stefano ha un pochino addolcito la prestazione degli Allacci, ha dato questo premio. Questa squadra che merita altre fortune. Scandiano, come dicevi tu Salvo, consolida il terzo posto, andrà a far visita a un Breganze che ha pareggiato solo una partita, le altre le ha vinte tutte, grande favorita per il titolo non solo dei playoff, ed è la squadra sicuramente più forte, e vediamo un po' di cosa sarà capace Scandiano ora che ha ritrovato la vittoria e sicuramente la fiducia, come ha detto Salvo. Chiudiamo qua questa sera, ringraziamo Salvatore Fratello per la compagnia, Alessandra Tirelli alle camere, Fabio e Davide alla regia. Vi diamo appuntamento ai prossimi impegni interni casalinghi del Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano. Un saluto a tutti, ciao!